Omaronnis, visto dal versante indipendentista, visto dal versante di chi crede nella Repubblica Sarda, questo ex ministro che parla di leggi che vengono fatte a Roma e che dovrebbero servire anche per far girare l'economia sarda, ecco, come lo vedete? Intanto devo dire che ho apprezzato che sia stata richiamata la famosa imitazione di Corrado Guzzanti del ministro Tremonti, perché ho l'impressione che la proposta di vendere la Sardegna per risolvere i problemi dell'Italia sia stata presa fin troppo sul serio, e lo vediamo anche in questi giorni. Questo ci dà il senso del rapporto molto malato che intercorre tra la Sardegna e l'Italia. Non è questione di indipendentismo o non indipendentismo, è questione di ragionare in termini di Sardegna, di sistema Sardegna. Qualsiasi legge, qualsiasi misura economica venga presa a Roma, in Italia, è una misura economica che risponde alle esigenze e alle necessità dell'Italia, posto che la classe dirigente italiana sia in buona fede e lavori per l'interesse generale dell'Italia. Ma lasciamo perdere. Di sicuro, per ragioni strutturali, obiettive, non è detto che ciò che fa bene all'Italia faccia bene anche alla Sardegna. Dentro questo problema si inserisce anche la questione dell'avvertenza entrate, malamente affrontata purtroppo dalla nostra classe politica, perché io all'Italia posso chiedere anche di rispettare il suo patto costituzionale attualmente vigente con la Sardegna, ma dobbiamo essere noi a farlo valere, cosa che non è stata fatta. Il patto di stabilità, è vero, c'è l'Europa dietro, ci sono tutta una serie di ragioni finanziarie, però ricordiamoci che dietro tutte le ragioni finanziarie, tutti i numeri che noi elenchiamo, c'è la vita delle persone, ci sono le persone. Ora io dico, possibile che la Sardegna non sia in grado di farsi valere nei confronti dell'Italia per pretendere una deroga al patto di stabilità, per far valere le proprie ragioni, anche in virtù del fatto che abbiamo avuto ragione nella questione dell'avvertenza entrate, che si è esaurita alla fine a favore della Sardegna solo perché alcuni organi costituzionali dell'Italia, dello Stato italiano, come la Corte Costituzionale, l'hanno riconosciuta senza che purtroppo la nostra classe politica avesse avuto la forza di farla valere in quanto aveva ragione. Io torno sempre a battere, quando parlo con gli indipendentisti in questa trasmissione dico sempre, credo che sia facile per tutti noi criticare chi sta al governo, chi si deve confrontare con quelle che sono situazioni di legge imposte spesso da altri. Ecco, chi mi dice che la Sardegna dovrebbe essere indipendente o dovrebbe essere sovrana sa bene, sa con cosa dovrebbe confrontarsi e con cosa i sardi dovrebbero confrontarsi. Lo sappiamo bene e proprio per questo bisogna sempre sottolineare un aspetto. Si parla spesso di indipendentisti, indipendentismo. Gli indipendentisti e l'indipendentismo non sono una strana setta che ha un'idea utopistica dalla realtà. Essere indipendentisti significa che politicamente si assume l'indipendenza della Sardegna come un obiettivo storico da raggiungere. Un obiettivo storico calato esattamente nelle dinamiche, nelle forze storiche contemporanee. È uno strumento, ossia noi sappiamo che per come funziona il mondo in questa fase, la Sardegna ha necessità di avere una sua soggettività politica. E le forme che sono vigenti in questo momento sono le forme della statualità. Perché noi pensiamo questa cosa? Ma perché semplicemente intanto conosciamo la nostra storia e sappiamo dove ci ha portato fino ad oggi. Qui abbiamo l'assessore La Spisa che fa parte di una forza politica che a livello italiano appoggia il governo Monti, con cui dovrebbe poi confrontarsi per chiedere deroghe al patto di stabilità, per rinegoziare il patto di stabilità. Le stesse persone che fanno parte delle forze politiche rappresentate dall'assessore La Spisa o dai suoi omologhi, per esempio del centrosinistra, hanno votato a favore della spending review senza minimamente porsi, sto parlando dei nostri rappresentanti, dei deputati e dei senatori sardi, hanno votato a favore di quella legge sapendo benissimo, almeno spero che lo sapessero, può darsi anche no, ma non andrebbe a loro vantaggio questa cosa, sapendo benissimo che una minor possibilità di spesa per la regione. Era un colpo durissimo alla Sardegna. Allora io dico questo, non è questione ideologica qui. Qui si tratta di ragionare in termini di noi. Noi chi siamo? La Sardegna che cos'è? Abbiamo una nostra soggettività da spendere. Nelle attuali condizioni siamo in grado di far valere
l'attuale sistema vigente, quindi all'interno del presente ordinamento, siamo in grado di fare qualcosa per la nostra terra, noi sappiamo, questa non è una nostra ipotesi, noi sappiamo che le attuali forze politiche che siedono in Consiglio regionale e che sono lì da parecchi anni, hanno portato la Sardegna a questo livello. Perché dovremmo fidarci di loro? Perché comunque poi hanno governato in alternanza a destra e a sinistra e lì dice siamo noi in questa stiamo situazione. già governando la Sardegna, a livello territoriale noi siamo già presenti, certo, e poi non è solo un fatto elettorale, non è solo un fatto elettorale, si tratta di mettere il movimento e mettere in rete le relazioni economiche anche che esistono già in Sardegna. Omar Onnis, invece, per quel che riguarda la domanda che è stata rivolta a lei? Chiaramente quello che mi colpisce è che agli indipendentisti si chiede sempre di risolvere i problemi dell'universo. Se queste domande fossero fatte con la stessa forza alla classe politica attuale, sinceramente penso che le cose potrebbero andare meglio. A parte le battute, il discorso è complesso, ma provo a sintetizzarlo. La Sardegna deve capire di essere un sistema a sé stante. Ho sentito parlare di questione meridionale, allora vorrei dare una notizia anche ai presenti. La Sardegna è un'isola al centro del Mediterraneo occidentale, circondata dalle acque internazionali. Noi non facciamo parte dell'Italia, proprio fisicamente. Siamo più vicini alla Tunisia dell'Italia. Siamo più vicini alla Tunisia, abbiamo la stessa distanza dalla Spagna, dalla Francia, insomma abbiamo la possibilità di avere interrelazioni con l'intero bacino del Mediterraneo. Queste interdipendenze, chiamiamole così, ci sono precluse in questo momento perché siamo una porzione periferica piccola rispetto all'integrità dello Stato italiano. Questa è una prima risposta generale, innanzitutto questo. Secondariamente, la Sardegna non è una terra povera, non lo è mai stata nella sua storia, non lo è neanche adesso, è una terra impoverita da un modello fallimentare che dura non da adesso, non dal piano di rinascita, ma almeno da 200 anni, in cui si impongono delle produzioni, dei modelli presi dall'esterno, calati dall'alto, che rispondono a interessi estranei e che sul territorio lasciano spesso disoccupazione e devastazione. È il modello Furtei, di cui l'assessore La Spisa conosce bene l'andamento, visto che c'era lui quando si fece questa facciamo dire qualcosa anche su questo. Devo dare Omar Onnis, ha sentito, questo è il principio dell'economia, il principio del fatto che prima o poi il borsellino, se non gli si mette il tappo, si svuota irrimediabilmente e da spendere rimane ben poco. Ma al modello che noi abbiamo dato ai nostri giovani è possibile, insomma, portare oggi, pensando a quel modello, portare oggi un cambiamento? Cioè è pensabile dire è finita la festa, non c'è più per nessuno la possibilità di essere parcheggiati in un posto dove lo stipendio in un modo o nell'altro arriva, e se non arriva lo stipendio arriva la cassa integrazione, se non arriva la cassa integrazione arriva la mobilità. C'è un modo per scardinare tutto questo e c'è soprattutto la possibilità culturale di insegnare alla gente che forse quel modello non tornerà più? Secondo me già oggi si sta compromettendo con il modello attuale moltissima della speranza di progresso personale, individuale di tantissime persone, soprattutto dei giovani. A me quello che mi fa specie, a noi, quello che fa specie è che qua spesso si parla di emirati, mentre noi preferiremmo parlare di emigrati, della nostra diaspora, delle persone che ancora oggi vanno via. Un refuso, manca una G. Forse quello. Però la questione... non per difendere nessuno, però se arrivano 2 miliardi o 1 miliardo da immettere nel sistema economico sardo, forse qualcosina arriva. Attenzione, si è citata la spesa sanitaria adesso. Chi l'ha fatta crescere la spesa sanitaria? Non siamo stati noi. C'è qualcuno lì che ha governato, che ha delle responsabilità molto precise sulla crescita incontrollata della spesa pubblica. Vogliamo andare a vedere come mai è cresciuta così tanto? Io penso che non converrebbe andare a vedere, dare un'informazione su questi aspetti. Non converrebbe alla classe attuale di governo, all'attuale classe politica sarda. Il fatto è che la Sardegna ha in sé le forze per tirarsene fuori. E faccio degli esempi, se volete. Ci sono già perché poi si fa di necessità virtù. Moltissimi giovani e anche meno giovani si stanno già attivando in questo momento a creare relazioni che producono economia sul territorio partendo dalle nostre risorse. Possiamo fare esempi nel campo del credito, possiamo fare esempi nel campo della cultura, possiamo fare esempi nel campo dell'artigianato. Potrei fare addirittura i nomi se non potessi essere accusato magari di fare pubblicità. Ma per esempio l'esempio di Sardex è clamoroso, l'esempio di Liberos in campo culturale, editoriale, l'esempio di Artimanos nel campo dell'artigianato artistico, Sardegna Filiera Corta nell'agroalimentare. Mi pare che sia pubblicità virtuosa, insomma, non è che assolutamente. Per quanto ci riguarda, sì, questi sono degli esempi concreti. Il progetto Barega
nel campo dell'edilizia sostenibile, basata sulle tradizioni anche edilizie, riformulate sulla base delle conoscenze per lei più c'è avanzate. speranza che anche dal punto di vista culturale noi possiamo incidere Assolutamente in quello che è stato sì. un sistema di Ce sviluppo. l'abbiamo nel nostro Onorevole DNA. Zucchetto, Marone su questo punto cosa ne pensa? Ma, questo discorso fa parte di un discorso più complessivo. Si sente molto parlare di rivedere i rapporti tra la Sardegna e lo Stato italiano. Adesso c'è anche una mozione in Consiglio regionale presentata dal PSDAZ. Ha raggiunto 23 firme, 26 firme, anzi dunque sarà discussa entro 10 giorni. Ho visto infatti, questa cosa chiaramente la stiamo seguendo. Il problema però è strutturale. Non c'è da chiedere allo Stato italiano di essere più buono verso la Sardegna, non è un problema di moralità da parte dell'Italia verso la Sardegna. L'Italia fa sistema a sé, funziona bene, funziona male, è un altro discorso. La Sardegna non fa parte di questo sistema, è strutturalmente un'altra cosa. Noi dobbiamo ragionare noi stessi come un sistema e i sardi devono essere i soggetti che decidono della propria sorte, del proprio destino, anche e soprattutto in termini economici.